Signor Duilio, voglio farle una domanda un po' particolare. Dimmi. Un po' particolare. Mi dica, se l'amore fosse un gioco, che gioco sarebbe? Rispondi, sentiamo a Monada che il tira fuori. Ah, sono una domanda, sì. Sono curiosa di sentire. Se amore fosse un gioco? Un gioco, che gioco sarebbe? Briscola. Ecco. Ci pensi un po', non è che deve tirare a caso. No, briscola, l'amore fosse un gioco, si direbbe briscola. Sì, allora, esplichi, si spieghi. Si spieghi. Sì, allora, sì. briscola perché? Perché in amore ognuno gioca le sue carte. Sì. A volte tutto va liscio, invece a volte i carichi sono pesanti. E di solito c'è un problema dei danari. Motivo per cui te bastoni, sperando che st'altra non abbia in mano spade, se no è a te coppa. Bravissimo Duilio! Forte Duilio! Benvenuti a Masterchef, il noto programma di cucina maestrina. Io sono il padrone di casa, chef Vianeo da Mestre, autore di numerosi libri, tra cui Non sé che femo e respirazione bocca a bocca e vergi soffegà. Ma che entri il primo insulso concorrente della giornata, dai forza, andiamo a Buonasera guardare via. chef, buonasera, buonasera, sono dimmi. Matteo, ho già esperienza nel campo della ristorazione, mi scusi se sono così frenetico nel parlare, però mi piace presentarle questo piatto, un piatto che unisce la mia tradizione veneta con le mie esperienze culinarie all'estero. Io ho lavorato tantissimi anni in Oriente, precisamente in Giappone, e ho preparato un piatto che unisce la tradizione orientale alla tradizione veneta, i fasoi in Tokyo! Bello, mi piace questa unione Veneto-Oriente. Bravo, anzi voglio risponderti a tono unendo l'accento degli antichi samurai con quello di noi maestrini. Vai, Mona! Vai. Fasoi in Tokyo. Bah. Duilio Ines ormai segue la vostra coppia da un sacco di tempo. Certo, Sì, il nostro conto in banca lo sa benissimo. Voglio farvi una domanda un po' particolare. Vediamo un po'. Se il vostro partner fosse una nota musicale, che nota sarebbe? Che Ines. nota sarebbe? Sì, che nota sì. sarebbe? Beh, Duilio sarebbe un sì bemolle. E il fa diesis minuti dopo bemolle. Sì. E invece per lei, signor Duilio, che nota sarebbe la signora Ines? La Ines, guardi, dovrebbe essere la, ma tanto in la, così mi staria da sol. Anzi, se andai in là, tutti do, mi stago da re. Ma che bravo! Ma lei è bravissimo, signor Duilio, complimenti. Lei canta spesso? Sì, canto ogni volta che mi faccio la doccia. Ah, che bravo. Quasi 2 settimane che non canta.